Juan Jesus 5,5, Ostigard 5,5. Entrambi fanno sbavature, entrambi mettono delle pezze. Due giocatori che sono degli ottimi rincalzi di Kim e Rachmani. Allora, amici bellini, veramente con calma adesso, perché ieri, preso dall'adrenalina, ho detto delle cose, cioè non ho detto niente di straordinario, onestamente, ho detto però gridando, e invece dobbiamo abbassare i toni, altrimenti non ne usciamo più. Benvenuto Surgery 62, ci vuole un'operazione chirurgica a questo Napoli, chirurgica fatta bene, perché poi le parole di Garcia, quelle di Meret, sono più importanti secondo me di quella che è poi la tattica e i problemi in campo. Cerchiamo di vederlo bene, quindi parole di Meret, parole di Garcia, pagelle, screenshot, l'analisi tattica, tutto, e il video sarà lungo quanto deve essere lungo. Lasciate like se avete bisogno anche voi di capirci qualcosa, di approfondire. Cerchiamo di farlo per bene, cerchiamo di farlo in maniera più oggettiva possibile, ne abbiamo bisogno. Cerchiamo di togliere tutti i paraocchi, tutte le nostre convinzioni di base, e cerchiamo di vedere che cosa sta succedendo. Allora, prima di tutto io ho ascoltato le parole di Meret, intervista a fine partita, che parla proprio di: abbiamo preparato la partita con il blocco di squadra più basso. Qua è subito, ma poi Garcia lo conferma pure, quindi non è che è una cosa nascosta. Garcia ha preparato la partita con difesa e contropiede contro il Braga. Cerchiamo di capirci. Quindi sono le parole, poi il modo in cui tu prepari la partita. Tu stai già dando un input che è un input di paura, è un input di non serenità, è un input di non grande fiducia nei tuoi mezzi. Tu li devi prendere a morsi, questi qua sono portoghesi, sì, un po' di tecnica, un po' di velocità va benissimo, ma il Napoli è 50 volte più forte del Braga, quindi già questa, in fase di preparazione, questo messaggio che hai lanciato alla squadra, secondo me si traduce poi dopo in una squadra sfilacciata, in una squadra che anche quando vuole provare ad andare, se avete guardato bene la partita, ci sono state delle volte in cui Di Lorenzo fa il passo per andare in sovrapposizione e si ferma, ma questo molto prima che si passasse a 5 in difesa, che poi in realtà mi facevano notare è a 6. Andiamo con gli screenshot, perché vediamo subito in campo, lo vediamo bene. Allora, la prima cosa che si fa notare è questa famosa linea, che poi ci ricorda quella linea che è diventata un'immagine famosa del Napoli, no? Con tutti quanti pronti all'attacco. Per essere onesti, lo fa anche il Napoli nel secondo tempo, e non è che non lo facciamo più. Fa sensazione vedere la squadra avversaria che ci affronta con lo stesso coraggio con cui noi affrontavamo le partite l'anno scorso. Io spero che in questi screenshot esca fuori anche qualcosa di positivo, non lo so, li ho presi dagli highlights riguardando la partita, perché io sono ancora al giorno prima, voi ci avete dormito su, io sono ancora, diciamo, a tiepido. Insomma, io già qui vedo un'organizzazione un po' strana tatticamente, perché devo capire questa posizione di Anguissa, perché io me la prendo con il ragazzo, però voglio anche capire se gli sono stati dati dei compiti diversi proprio dalle sue corde, seguire un uomo magari a tutto campo per fare un pressing diverso. Se noi analizziamo i ragazzi, allora dietro di me c'è il capitano, e quindi vediamo la difesa. Qua c'era ancora Rachmani, questo è Juan Jesus, qua abbiamo Oliveira, Zielinski, Lobotka, Politano. Quindi in questo momento, se vogliamo giocare con i numerini, 3 in difesa qui, il terzino sta più avanti, però qua questo Anguissa, ma che ci fa là? Perché sta là? Kvara è qui, Osimhen è qui. Anguissa lì cambia un pochino già tutti gli equilibri dell'impostazione delle preventive, perché poi da questa azione arriva il primo tiro loro che viene deviato 2 volte, uno da un difensore nostro e un po' anche da Meret. Già proprio male proprio dall'inizio. Questa invece è una cosa bella, perché si sono visti degli sprazzi. Se voi andate a riguardare, dopo vi faccio vedere anche gli XG e le statistiche, si sono visti degli sprazzi di un Napoli un pochino più anche arrembante, non magari con una manovra fluida e continua, sempre un po' a sprazzi, però sai, un pochino più di pressing. Questa è una palla recuperata in pressing da Anguissa e Di Lorenzo insieme, e poi se ne va
Politano, che fa un bellissimo cross con il destro, la solita cosa che ci piace tantissimo, che andrà ad incontrare Osimhen che salta di testa, la palla finisce di poco fuori. Questo è un gol del Napoli che conosciamo, un potenziale gol che non viene fatto, e questa è l'azione che poi porta al gol vero e proprio di Di Lorenzo. Lo facciamo notare anche se non ha importanza, perché poi non farà molto Kvara, devo essere sincero, ma in questo caso, senza incaponirsi nel dribbling, senza cercare la giocata spettacolare, di sinistro, che non è il suo piede, mette un cross perfetto per Osimhen, che ha anche la lucidità di capire che da quella posizione un po' pressato dall'avversario non deve cercare la porta, non sarebbe stata la soluzione ideale, la scarica all'indietro e arriva Di Lorenzo che col sinistro la schiaccia a terra. Un gol anche un po' fortunato, fortunoso dicono quelli bravi, però l'azione c'è perché ci sono le idee del cross fatto bene della Torre, sotto questo punto di vista bene. Ovviamente a questo gol ci sono le reazioni, e questa sbuffata di Garcia, di cui vi parlavo anche nel video a caldissimo di ieri, la dice tutta, perché Santoro esulta come un dannato, è proprio esulta, Santoro sa di cosa hanno bisogno anche i ragazzi. Garcia proprio tesissimo, Garcia ha scaricato il peso di un quintale con questo gol, ma non solo lui, perché anche Di Lorenzo. Andiamo a vedere. Questa non è la faccia di uno che ha segnato un gran gol di sinistro in Champions League, la Champions League, la freschezza, no, questa è la faccia di un capitano che ha sul peso, e il peso sulle spalle di tutta una situazione pesante, perché è pesante evidentemente, e dice proprio con labiale, molti labiali ho analizzato a freddo, dice proprio andiamo tutti, cioè nel fare quel gruppone, quel capannello che ci ricorda periodi non bellissimi, Questa è proprio la faccia tesa, tirata di chi non va tutto bene, diciamolo che non va tutto bene, che se andasse tutto bene un'occasione del genere al Braga non la puoi concedere. Qua è perché l'attaccante loro non è in grado, la svirgola e la palla finisce fuori con Meret battuto anche incolpevole, ma gli lasci tutta questa porta a disposizione, è malissimo. Qua c'era anche stato un rimpallone con Lobotka che ha cercato di intervenire, liberissimo, troppa distanza tra lui e Ostigat in questo caso. Juan Jesus che ha dovuto rompere la linea, e sul rompere la linea che a volte ognuno prende delle iniziative private e poi si trovano tutti sconnessi, difensori, centrocampisti che non accorciano in tempo, ci sono parecchi problemi in fase difensiva, veramente parecchi. Poi figuratevi, se vogliamo invece dire siamo forti, ma siamo l'unica squadra che ha vinto, ha pareggiato il Milan, ha pareggiato l'Inter, ha pareggiato la Lazio, il Napoli ha vinto, facciamolo pure, figuriamoci, esultiamo. Io ho gridato, non l'ho detto nel video a caso, io non ho esultato come un pazzo da solo nella macchina al gol di Di Lorenzo, perché ho visto Napoli comunque in difficoltà, ho detto vediamo, all'autogol loro ho urlato come un dannato, e mi hanno guardato, dice che sta succedendo in quella macchina. Io ho urlato al loro pareggio, ho fatto quel sorriso amaro che conoscete durante le reaction, quella proprio la risata isterica di che se lo meritavano, era inevitabile, era nell'aria, ci siamo abbassati troppo, così succede, il calcio lo conosciamo, e così. Però ho urlato proprio assai sull'autogol propiziato da Zielinski. Però se vogliamo dire va tutto benissimo perché abbiamo vinto e le altre hanno pareggiato, diciamolo pure, però mi sembra un esercizio un pochino superficiale, superficiale. Questo è il gol, stavo uscendo. Questo è il gol che fanno loro, così, a parte le posizioni un po' particolari. Juan Jesus che ha fatto pure dei begli interventi, dei bei salvataggi, qua ci si arriva a questo errore perché lui è appena saltato. Juan Jesus già sta con la mano così, completa prima l'azione, cerca di metterci una pezza, sei in ritardo probabilmente, non so nemmeno quanto era tuo il ragazzo, la marcatura, però non partire già con la mano così, non sai Baresi che già alzi la mano e tutti controllano, ci sono i VAR, si arriva fino alla fine, poi dopo si controlla, lo controlla il VAR anche se non alzi la mano, se c'è fuorigioco. E invece no, hai pensato più ad alzare la mano che a provare l'intervento, e questo è mancanza di lucidità, è la voglia di un miracolo, il cercare un miracolo per evitare la debacle, e invece no, sul campo si può fare. Ecco, si arriva così a quel cross che poi porta al pareggio.
questo è Ostigard, è stato un macello lì, è andato fino in fondo a cercare di fare dove vai? Dove vai? Che poi fanno spalla a spalla con l'avversario, cadono. C'era stato un altro spalla a spalla, vedete uno dei loro a terra perché c'era stato un altro spalla a spalla, l'arbitro ha lasciato correre questo tipo di intervento, ce n'è un altro con Ostigard, loro recuperano il pallone, nel frattempo Ostigard torna al piccolo trotto in aria, ma si creerà una marcatura praticamente doppia tra Di Lorenzo e Juan Jesus su quello che poi segnerà per il Braga. Non mi interessa nemmeno i nomi, non li conosco, non ha importanza. Si crea una marcatura doppia con Di Lorenzo che avrebbe 2 uomini da marcare e se li perde poi alla fine tutti e due. Lui va nella zona di Juan Jesus e succede la frittata. Si vede qua, si vede qua. Il ragazzo si chiama Armindo Tuena Banga per gli amici Bruma. Che in questo caso vedete è a metà. Però Di Lorenzo si accorge pure che ne ha un altro sopra che poi sarebbe liberissimo e quindi poi lui scapperà in questa zona e se lo perde sia Di Lorenzo che potrebbe continuare la corsa ma poi lascia quello lì e anche Juan Jesus. È frittata, è frittatina. Questa immagine è stata vista come una cosa negativa, mi permetto di dissentire. Aveva senso buttarlo nella mischia così alla Sanfrason? Forse no, però è un giocatore d'attacco, è un giocatore che dovrebbe avere dei colpi, può metterti dei cross, può creare la superiorità numerica con un dribbling, ci sta. Che tu all'87esimo cerchi di vincerla la partita mettendo Lindstrom, ci sta anche che se tu fai il gol fortunoso come vuoi tu, lo fai sedere e fai entrare un difensore, ci sta. Questa è una di quelle cose che secondo me a Garcia non si può imputare come errore o come atteggiamento. Però se tu sommi l'ingresso di Nathan con il mettersi a 5, perché non è che hai messo Nathan, vedi, potevi, se metti Nathan al posto di Ostigard e Ostigard lo sposti al centrocampo come spesso hai anche fatto, a quel punto comunichi comunque un voler respingere gli avversari. Però se poi ti metti a 5 e diventa anche a 6 perché lo stesso Elmas viene ad aiutare da terzino sinistro fino in fondo, hai comunque comunicato un po' di paura. E quindi seppure io capisco la scelta di mettere un difensore per evitare la pallata fatale, si aggiunge alla paura che avevi già comunicato in pre-partita, ci abbassiamo troppo, è inevitabile, e una serie di altri errori e sbavature portano a 2 occasioni clamorose che ci potevano portare al 2-2. Per esempio, in questo caso, panico generale, chiamatelo come volete, quest'uomo resta solo, la palla arriverà proprio a lui e avrà tutto il tempo di caricare il sinistro che sarà impreciso, finirà fuori, ma contate i giocatori del Napoli, ne sono 10 più Meret, mentre i giocatori loro ne sono 7, com'è possibile che non avete ognuno un uomo più un paio di raddoppi? Non è possibile che quello sta da solo. Panico generale, non c'è comunicazione, non c'è una preparazione precisa per quanto riguarda l'uomo, la zona. Se sono a uomo, qualcuno deve avere quest'uomo. Quindi c'è qualcosa che non va, che va a registrare. Da questi inquadrature si vede ancora meglio. Lo marco io a lui. Contatemi, stiamo tutti qua. Eppur si muove, perché questo qua si muove e stava facendo la frittata. Questo è il mancato intervento di Anghissà che gli fa avere 4 in pagella. Un altro 4 non ha importanza. Anghissà alle spalle larghe li può sostenere i miei voti in pagella, che oddio, quelli ascoltano tutto, non ha importanza. Frank, tu sai che puoi fare molto meglio di così. Ci va moscissimo. Qua stai vincendo 2-1, è quasi finita, devi far volare quel pallone, lo devi buttare dentro la laterale. Invece ci va moscissimo con i piedi nudi, la tocco, magari me ne vado in dribbling. Guarda mai. Ti fregano, ti prendono il pallone. Questa è l'occasione che poi porta al tiro che va sul palo. Guardate, c'è una tranquillità, ci dovrebbe essere la tranquillità, e Meret fa anche, ma che hai fatto? Perché secondo me gliel'aveva chiamato. Ostigard, sei solo, la puoi appoggiare a Meret, la potresti anche controllare e spazzare, ma con il panico addosso la prendi di testa e la dà a questo avversario, quando potevi tranquillamente appoggiarla a Meret. Loro non stavano nemmeno pressando più di tanto e si crea un'altra occasione per loro. Onestamente meritavano di segnare, bisogna essere onesti. Questa è l'immagine che sta girando con questa difesona a 6. Elmas,
Oliveira, Nathan, Juan Jesus, Ostigard e Di Lorenzo. È un'immagine forte, io capisco che devi portare il punto a casa, però un Napoli così, e non siamo più abituati a vederlo, siamo abituati a difendere in avanti, a difendere col pressing, con la riaggressione, difendere essendo pericolosi per gli avversari, invece siamo proprio in paura e sono più le partite che perdi con la paura che quelle che porti a casa. Io questo spero che Garcia dirà, perché in conferenza si deve difendere ed è normale, perché adesso lo attaccano tutti e sta sulla difensiva, le sentiremo le parole di Garcia, però spero che nel chiuso dello spogliatoio abbia comunicato. Come fai? Se chi l'ha comunicato stiamo fermi con il blocco più dietro per partire in contropiede, questo è il problema, è un problema proprio di concetto. E ci spostiamo con un Abrabam tattico su quello che sarà poi la formazione del Napoli. Quindi Meret l'abbiamo analizzato, parla proprio di preparata così, con il blocco squadra più basso, con i contropiedi, e questo è. Poi volevo fare un appunto tecnico, quel fallo di mano del difensore sul rigore non rigore di Osi probabilmente c'è, ma il VAR ha segnalato il fallo di Osi, quindi il fallo di mano eventuale non rilevato dall'arbitro avviene dopo il fallo, quindi non ha senso parlarne. Garcia dice: noi lavoriamo anche sui cross forti perché può succedere di tutto, quindi si prende anche il merito dell'autogol. Male. Questo può succedere di tutto, non è un atteggiamento da allenatore credibile. Questo era il punto mio chiave quando ho detto arriva Garcia. Speriamo che sia credibile per questi giocatori. Mi sembra poco credibile. L'obiettivo era vincere, molto sulla difensiva, essere bravi a difendere con il blocco squadra. Come possiamo migliorare? Bisogna segnare quando si può, quindi rivendica una squadra che comunque ha creato, il che è vero, perché si è creato a folate, ma si è creato il palo, un po' di sfortuna nel primo tempo c'è stato. Dobbiamo segnare di più, lì sta proprio soffrendo che il Napoli ha una bassa percentuale realizzativa rispetto ai tiri che fa, ed è vero, ma caro Garcia è una situazione storica per il Napoli, non è che arrivi tu e segnano di meno, il Napoli è sempre stato così, bisogna creare più presupposti e crearli più puliti, altrimenti, e non prenderle, perché mentre creavi i presupposti hai rischiato tantissimo anche nel primo tempo. Poi c'è chi vuole fare due domande, Giannicelli che dice: ha sentito ADL, mi interessa moltissimo se vi siete sentiti, ovviamente la provocazione per capire se ADL è preoccupato, se sta pensando a un cambio di allenatore. E poi la seconda domanda: cosa le è piaciuto e cosa non è piaciuto. Ovviamente interviene Lombardo che dice una domanda sola. Questo fatto della domanda sola è un po' a convenienza, qualcuno sì e qualcuno no. In questo caso Garcia se la cava con un sorriso, ma è un sorriso nervoso, dove dice: no, allora rispondo solo a una e non ho avuto il tempo di sentire il presidente. Allora ci dica anche in maniera anche simpatica, Giannicelli dice: vabbè, un'analisi della gara ce la può dire. No, ho risposto già a una, e così ti fai poi odiare dalla stampa, ti fai odiare dall'ambiente giornalistico, che già non ti vede di buon occhio perché ovviamente va dietro ai malumori dei tifosi legittimi. Se tu fai pure questo giochino insieme a Lombardo è la fine dei tracchi, cioè, aspettatevi un silenzio stampa al più presto, aspettatevelo, aspettiamocelo. Poi dice un'altra cosa secondo me gravissima che mette paura ai ragazzi, dice 1-0 all'intervallo, non ti esponi. Cioè, invece di andare a cercare di aggredire e cercare di fare il secondo gol, ha chiesto l'attesa. Non ti devi esporre, non vuole prenderle, e così le prendi. Perché hai concesso campo all'avversario, gli hai concesso il possesso palla, non stai giocando contro i pulcini della Naune, e quindi ti fregano. Purtroppo è così. E poi dice: non hai Caiuste, perché gli chiedevano dell'ingresso di Nathan, non hai Caiuste, mette Nathan sul 2-1, ogni allenatore al mondo lo fa, non solo io, quindi lui molto sulla difensiva. Fare meglio non mi interessa, fare meglio e non vincere non mi interessa. Mi interessava vincere oggi, ed è giusto che interessava vincere, siamo risultati tristi, però i 3 punti erano fondamentali per poter sperare di passare il giro. Ma questo è un discorso alla Rudy Allegria, che non è Garcia, non è Massimiliano, ma è molto allegriano, quindi è Rudy Allegria da questo momento, e sono onestamente molto preoccupato. Gli sprazzi di gioco ci sono, ma è quello che lui sta comunicando a questi giocatori che rende tutto meno fluido, meno coraggioso. Vedo facce tese, vedo facce impaurite, e in campo si vede, perché poi cerchi di fare un'azione e resti a metà,
tra andare con coraggio e quindi riempire l'aria ed essere pericoloso, o il fermarti e quindi lasci Ozzy completamente isolato, e non va bene. Avevo recuperato altri 2 screenshot secondo me interessanti da far vedere. Del primo onestamente volevo dare un po' di soddisfazione al ragazzo, perché Nathan comunque entra, scrive sui social che bello l'esordio, è proprio il bambino, per lui è un sogno, è una cosa bellissima, noi siamo preoccupati perché così, ma Nathan è un ragazzo molto giovane brasiliano, per lui è un sogno che si avvera, ha esordito in Champions League e ha vinto, e ha fatto questo intervento con la paura di fare il fallo di mano, quindi mani dietro, comunque vado in scivolata, la prende anche bene, piega l'altra gamba per evitare qualsiasi contatto e dopo esulta, e questa esultanza viene un po' camuffata dal logo della Champions League che lo blocca. Se ci fossero altre immagini secondo me andrebbe fatta girare, perché potrebbe ricordare quell'esultanza di Kim quando bloccò il tiro di non so chi del Milan. Certe immagini sono anche importanti, ti creano più un personaggio. Voglio fare un applauso a Nathan, che comunque di tutto quello che sta succedendo non è assolutamente niente colpa sua e merita il nostro sostegno più di altri, perché è giovanissimo e perché sta entrando in una situazione non facile, onestamente. Bravo Nathan. Altro screenshot chiave, questo è un intervento subito dopo un intervento che Juan Jesus ha dovuto fare rompendo la linea, facendo fallo sulla 3/4. Andatevi a rivedere proprio verso la fine, una delle ultime azioni che loro fanno, andatevi a rivedere Juan Jesus cosa grida, dice devi fare fallo prima, cazzo, devi fare fallo prima, perché è un'oscesa di un giocatore del Braga, lo insegue Raspadori ma nessuno riesce a buttarlo a terra, potevi far fallo prima, diventava meno pericolosa, costringono Juan Jesus a prendere il cartellino giallo. È vero, Juan Jesus è responsabile probabilmente su quello che prendiamo, però su altre cose per me è stato uno dei migliori insieme a Di Lorenzo e a Lobotka, perché la responsabilità almeno dell'esperienza, poi ha i suoi limiti, non è un giocatore che deve essere il titolare della squadra che ha vinto lo scudetto e che vuole arrivare in semifinale di Champions League, così è difficile, però qualcosa a livello di esperienza ce l'ha messa. E infatti in ultima istanza vediamo proprio questo conciliabolo, questo leggero scambio di opinioni a fine partita. Non è che abbiamo vinto 3 punti, Di Lorenzo e Juan Jesus che parlano e dicono ci è andata bene, insomma qua è difficile vedere il labiale, però sono 2 giocatori che se la sono scampata bella, ecco, diciamola così, se la sono scampata bella. Torniamo all'analisi tattica. Sta veramente poco da dire, vi ho fatto vedere che anche Sara un po' in giro per il campo. Diamo i voti così velocemente. Voglio dare 6,5 a Meret. L'ho visto più coraggioso, l'ho visto tenere alta la linea molto spesso qui, interventi di piede, pronto ad uscire quando avevamo la difesa un po' più alta, ha fatto delle uscite anche con le mani un po' più coraggiose, bene, mi è piaciuto Meret. Non so se potesse fare qualcosa sul gol, ma era girata di testa improvvisa, secondo me non è responsabile. Do 7 al capitano, la tiene in piedi lui, ci prova anche con l'assistenza. Vi ripeto, in un paio di volte l'ho visto pronto alla sovrapposizione e poi l'ho visto fermarsi e indietreggiare di nuovo. Questo è colpa di Garcia che gli sta entrando nella testa nella maniera sbagliata, comunicando un po' di paura. 7 al capitano perché ci ha sbloccato lui un primo tempo dove eravamo stati brutti e sfortunati. Do 5,5 ad entrambi. Ovviamente Rachmani non può avere voto, quindi lo facciamo uscire infortunato. Siamo corti, bene che Garcia abbia fatto rompere il ghiaccio a Nathan, e Nathan adesso sta in fiducia perché è entrato, ha fatto il suo intervento, ha fatto un paio di spazzate perché giustamente ha paura addosso la prima volta in Champions League, però ha rotto il ghiaccio e ci tornerà utile perché adesso abbiamo Juan Jesus Ostigard titolari e col Bologna è tosta, è tostissima, e non credo che possa giocare Nathan Ostigard. Juan Jesus 5,5, Ostigard 5,5, entrambi fanno sbavature, entrambi mettono delle pezze, 2 giocatori che sono degli ottimi rincalzi di Kim e Rachmani. Siamo seri nella nostra analisi. 5,5 Oliveira, ha fatto nel secondo tempo un pochino, è riuscito ad aiutare un po' la fase offensiva
andava fino in fondo, però a volte è un po' fumoso, in fase difensiva non convince sempre. Mario Rui fece una partita disastrosa contro il Genoa, quindi anche lì dobbiamo trovare i punti deboli e limarli con la tattica, perché altrimenti non ci siamo. Anche sa 4, basta, non aggiungo altro. 6,5 a Lobotka, che è diventato il box to box, perché quando si rende conto che gli altri intorno non girano, perché anche Zielinski a corrente alternata, chissà un po' a tutto campo fuffoso, Lobotka si rende conto, prende il pallone e se lo porta un po' in giro per il campo quando gli regge il fisico, e lo abbiamo visto andare indietro ad aiutare e ad andare anche in avanti a cercare di sostenere questo famoso blocco squadra e contropiede che vuole fare Garcia. Sta facendo dei miracoli Lobotka, perché non è il ruolo dipinto per lui, e sta facendo anche delle cose in più. 6,5 per Lobo, do 6,5 a Zielinski, che si è visto poco ma che nel secondo tempo ha acceso la luce, un'occasione clamorosa, e poi l'autogol porta la sua firma col sinistro, perché è ambidestro. Do 5,5 a Kvara, è andato vicinissimo a dare un paio di volte l'assist vincente, perché il palo di Osimhen viene da un suggerimento suo, la traversa viene da un suggerimento suo, alla fine il cross che poi porterà al colpo di testa di Osimhen, che porterà al gol di Di Lorenzo, arriva dai piedi suoi, però può fare di più, e anche lui lo vedo un po' bloccato, anche lui quando torna in panchina, richiamato ancora una volta, non l'ho visto serenissimo. È chiaro, ha bisogno del gol, ha bisogno di sbloccarsi, e credo che stia soffrendo di tutta una serie di cose anche extracampo, perché non c'è la tranquillità. Vedete Osimhen e si parla del contratto, mentre se si parla del contratto di Kvara si dice guarda mai, sta bene così Tencingan, e il contratto poi di Zielinski nemmeno si è fatto, e le situazioni dei vari procuratori, Politano, Mario Rui, Di Lorenzo, così c'è un pochino di poca tranquillità per un ragazzo che comunque è giovane e lo vogliamo tutti da lui, perché ci ha fatto vedere delle cose straordinarie. Posso dire poverino? Sì, posso dire poverino. 5,5 a Kvara, 6,5 ad Osimhen, che si è dallato l'anima, si è mangiato un gol clamoroso, però è andato vicino anche a farne altri. Do 6 a Politano, che ha dato una grossa mano anche in difesa finché è rimasto, dopodiché uscirà Politano, entrerà Raspadori, qui non mi ha convinto. Al posto di Kvara Elmas, gli do il 6 a Elmas, entra nell'azione che poi porta all'autogol, perché mette un cross che viene ribattuto male, cross pericoloso che viene ribattuto male sui piedi di Zielinski. Mi è sembrato un po' più libero di testa rispetto a Kvara Elmas. Poi Kvara non lo mettiamo in discussione, però teniamolo presente come soluzione. Poi entrerà anche Nathan, Simeone al posto di Osimhen, Nathan al posto di Zielinski, e si creerà questa situazione qui molto abbottonata. Mamma mia, non pensavo mai di doverli mettere così i giocatori del Napoli. Anche Elmas veniva dietro ad aiutare. C'è stato quindi il momento in cui era proprio una difesa a 6, con anche sa che è finito qua, Lobotka, Raspadori molto qua. Questa è il Napoli, ragazzi, nel finale, una roba inguardabile. Do 6 anche a Nathan, do 6 all'arbitro, molto permissivo, ma così si arbitra in Europa. Tutti i cartellini gialli mi sono sembrati abbastanza logici. 6 all'arbitro, ci poteva stare un rigore per noi, si poteva stare anche un rigore per loro, siamo onesti in questo. E credo di aver detto tutto. Sarà lungo il video, ma non ha importanza, dovevamo fare un'analisi approfondita e più calma. Chiudo così le parole di Lautaro. Non ho visto la partita, non ho visto neanche gli highlights. Le parole di Lautaro, capitano: non sono soddisfatto, non abbiamo giocato bene, non abbiamo fatto quello che avevamo preparato, siamo entrati male, siamo stati tanti in difficoltà, dobbiamo migliorare tanto, non c'entrano i tanti impegni, non siamo mai usciti puliti e non siamo stati bravi ad attaccare lo spazio, eravamo sempre in fuorigioco. Era importante non perdere, perché poi il girone si fa tutto in salita, importante aver preso un punto. Ecco, questa io non lo so se Di Lorenzo ha parlato, se si è preso responsabilità. Queste secondo me sono dichiarazioni che ti portano lontano, avere la consapevolezza che non hai fatto bene. Se invece cerchi a tutti i costi di giustificare e di dire che va benissimo perché sono solo i 3 punti e comunque non abbiamo giocato male, comunque così si doveva fare perché così l'abbiamo preparata, la vedo tosta.
Ora voi volete sapere da me Garcia out e chi viene? E chi viene, ragazzi? Non lo so, potete fare i nomi. Gagliardo, è inutile che mi dite Gagliardo perché molti amici bellini mi hanno detto ma Gagliardo ci ha fatto sapere Fabrizio Romano che ha rifiutato piazze importanti, si muove solo se va in una piazza top europea e quindi penso che abbia anche voglia di guadagnare un certo tipo di ingaggio che probabilmente si merita anche. Sicuramente è difficilissimo immaginare un allenatore top che al di là delle possibilità economiche di De Laurentiis, che col doppio ingaggio già va in difficoltà, però lo sapete come funziona, se De Laurentiis gli parte la bussola è capace che lo fa il gesto. Per me 3 milioni non sono niente, quindi 2 milioni e mezzo non saranno niente, ma devi vedere chi accetta di venire a raccogliere i cocci di una squadra che in questo momento è un po' disastrata. Serve qualcuno che abbia il polso fermo, qualcuno ancora una volta credibile, che sia credibile a livello tecnico anche, non solo come personaggio e come uomo, perché questi ragazzi li devi convincere con il gioco, con la tattica, con le idee che funzionano, e secondo me Garcia non ha fatto breccia in questo gruppo per un motivo o per un altro. E io che sono quello che dice no, Garcia out non è possibile perché troppo presto, diamo un po' di tempo. Il paragone con il primo anno di Spalletti non regge. Qualcuno dice anche Spalletti? No, perché Spalletti cominciò, tra le critiche generali, fece 8 vittorie consecutive, si creò l'amalgama, si creò la fiducia nel suo lavoro e poi le problematiche sono arrivate poi dopo. E poi dopo quelle problematiche lui le risolve, capisce dove risolvere e arriva l'annata straordinaria. Qua Garcia arriva con una piazza tranquilla, ha tutto il tempo di lavorare, di prepararsi bene, un po' meno per quanto riguarda il mercato perché non gli hanno messo un sostituto di Kim a disposizione, gli hanno pigliato un ragazzino, però il resto dei giocatori ce li hai. E quindi non ha cominciato benissimo, un po' di dubbi ci sono venuti già subito col Frosinone, col Sassuolo ci è andata bene perché abbiamo giocato contro una squadra in 10 e poi male con la Lazio, un tempo male con il Genoa, 20 minuti male con il Braga, hai creato della fuffa, poi ti sei messo sotto. Attenzione perché veramente si rischia tanto. Cambiare in corsa subito, io sono per la prima volta anche favorevole perché non credo che questo gruppo finirà col capirsi con Garcia. Io non sto dicendo che Garcia è scarso, si devono prendere i gruppi, si devono trovare, ci devono essere delle alchimie, della chimica che a volte non scatta. È francese, sembra fastidio, cioè capito, può essere qualsiasi cosa. Se gli dai un po' di tempo può essere che dopo un po' di prestazioni un po' più convincenti insieme ai 3 punti cresce un po' di fiducia e cresce un po' di coraggio da parte di entrambi, gruppo, squadra e allenatore. Però se non arrivano le risposte subito, secondo me sarebbe bene intervenire al più presto per non perdere poi terreno, perché se perdi terreno, lo abbiamo già visto in passato cosa succede. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci rispostiamo così. Lasciate i like, iscrivetevi al canale perché questa stagione, che sarà una stagione di grande sofferenza, però è interessante, è stimolante perché ci siamo abituati bene l'anno scorso, quest'anno dobbiamo capire di più, ci sono più puntini da unire, facciamolo insieme.